Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso e oggi ci affronteremo sul fiume o nei pressi, a seconda di come il gioco si sveglia, per questa battaglia epica che vede i party finalmente scendere in campo con due mega eserciti, tra l'altro skillatissimi e tra l'altro pieni di cavalleria. Che potrebbe essere veramente un osso duro per Roma, ragazzi. Potrebbe essere veramente il Golia della situazione. Vedremo se noi saremo il Davide. Abbiamo un solo esercito con un generale 4 stelle. Quindi abbiamo ben due corti di aquile, quindi questo mi rassicura. Abbiamo lo scorpione romano che potrebbe fare dei danni importanti alle cavallerie nemiche, però è anche facilmente, diciamo, individuabile, diciamo attaccabile dal nemico, che tra l'altro possiede pure gli elefanti. Quindi andiamoci a goderci questa battaglia, perché sarà sicuramente una battaglia epica e ve la voglio portare su questo canale. Vi ricordo, ragazzi, che questa serie deve essere supportata per comunque andare avanti fino alla fine, perciò like e commenti sempre. Vi ringrazio e ora godiamoci questa battaglia, signori. Battaglia sul fiume. Il fatto che sia sul fiume, ragazzi, ci avvantaggia tantissimo, ed è per quello che ho messo le mie truppe sul fiume. Ora vediamo che strategia riuscirò a fare, perché se riesco a controllare questi passaggi, signori, è una roba incredibile. Signori, io direi che ci siamo. Questa sicuramente è una delle battaglie più, diciamo, particolari di questa campagna. Non tanto per il tipo di unità, che in realtà anche per quel motivo, però non tanto per il tipo di unità, ma per il tipo di terreno. Io adesso ve lo faccio vedere. Siamo su un fiume con i ponti. Fortunatamente il gioco ha mantenuto la disposizione del fiume e quindi mi ha concesso di architettare una strategia di difesa particolare, un po' inusuale per Roma. Vi spiego qual è la strategia. Abbiamo due ponti che devono essere assolutamente controllati, perciò abbiamo qui i nostri legionari, li metteremo in formazione, ci arriveranno tantissime frecce e sarà bella tosta. Abbiamo due artiglierie che possono però controllare facilmente il ponte, fare tanti danni, e punterò tantissimo su queste artiglierie, quindi dobbiamo usarle in maniera specifica quando ci interessa. Per questo che ho disattivato il fuoco volontà. L'altro ponte è questo, che sarà quello probabilmente più colpito, sia per tipo di posizione, perché comunque gli arcieri potrebbero benissimo mettersi da questi lati e da questi e raggiungere tranquillamente questa zona. Perciò questa parte del ponte sarà quella da difendere in maniera massiva, poi in base a come si distribuiranno loro. E l'artiglieria l'ho dovuta mettere in una posizione che non sia troppo avanzata, quindi vicino al ponte, ma che sia in grado comunque di raggiungere il ponte. Adesso verifico questa cosa, sì, lo raggiunge, ma anche di tirare da queste parti, perché loro potrebbero benissimo appunto circondarci di fatto in questa zona. Quindi qui non tenteremo di sfondare, ma tenteremo di rimanere sul ponte e creare più danni possibile. E poi abbiamo il guado, che sarà il nostro portavoce, la nostra passerella per andare di là con la cavalleria. Se riuscissimo ad arrivare di qua con le truppe potremmo chiuderci in questa zona qui. Però, ragazzi, è ovviamente tutto da vedere, perché dipende dal numero di truppe dell'avversario. Io comunque sto da queste parti proprio per... Vi faccio vedere tra l'altro il confine rosso, dov'è? Eccolo qua. Quindi siamo proprio al limite della mappa. E io sto da queste parti qua proprio perché non voglio andare a mettermi su di fatto una linea che potrebbe condannarci a morte certa, perché comunque loro hanno tantissimo tiro, sono pieni di cavalleria e non è buono per Roma, non è buono per Roma. Potrebbe essere il nemico finale, potrebbe essere il nemico finale. Allora, iniziamo la battaglia e andiamo subito a occupare il ponte. Eccoli qua, sono già arrivati praticamente. Ecco, appunto, stavo dicendo proprio questo. Allora, ok, mettiamoci qua in formazione di testuggine. Anche qui forza avanzare velocemente. Sempre in formazione di testuggine.
e cerchiamo di fargli finire tutto il tiro. Allora, lui si può anche avanzare a questo punto. Attenzione. Ok, rimanete coperti. Ok, qui non c'è nessuno. Bene, quindi questo mi può aiutare a portare di qua la cavalleria. Eccoli qua che però arrivano. Non lo so ragazzi, non so cosa fare qua, a dir la verità. Vabbè, portiamo via la cavalleria, ma poi vediamo se mantenerla. Questi li portiamo in una posizione di vantaggio, mettiamola così. Mettiamoli nascosti, va. Allora, adesso devo stare attento con le artiglierie, perché l'obiettivo è mantenere le artiglierie e capire dove loro vogliono sfondare. Ok, qui ci sono le artiglierie. Questi li mettiamo da questo lato. Guardate che stanno per salire sul ponte. Quindi, ok, abbiamo tirato una salva. Ottimo, ottimo. Ottimo. Attenzione. Contro di loro, grazie. Ok, scontro con le legioni. Ok. Ok, ecco la nostra salva di frecce. Attenzione anche qua, ragazzi, perché si sta scaldando. Si sta scaldando. Un po' più avanti, ragazzi, ancora. Portateli ancora in avanti. Questi potrebbero dare una mano. Ok, stanno salendo sul ponte anche questi. Attenzione. Ragazzi, posizionatevi per centrare la cavalleria. Niente, devo tenere le posizioni. Non c'è molto da fare. Ok. Tirano. Chiudetevi, signori. Compattatevi. Ok. Anche voi, signori. Ok, il tiro sta facendo il suo effetto. Portiamo il generale un po' più vicino, sperando che non me lo attacchino. Ok, anche qui bel casino. Chiudiamoci in formazione. Un po' più uniti, per favore. Ok, stanno tirando sul nostro tiro, ma va bene. Arrivano gli elefanti. Arrivano gli elefanti. Focussarsi sugli elefanti. Lasciamoli tirare adesso come adesso. Portiamo le truppe da questo lato e andiamo a rompergli le scatole di qua. Attenzione agli elefanti. Porca miseria. Generale sotto attacco. Ok, vabbè, per ora poco niente. Ok, per ora resistiamo. Ok, dai, artiglieria, tirami qua, per favore. Tirami qua, per favore. Ok, qua hanno finito le munizioni. Qua anche. No, non è vero. Tirate su questi. Ok, il generale lo portiamo leggermente indietro. Non se riesco a ispirare un po' il gruppo, ma mettiamoci qui. Ok, tanto qui è arrivata la cavalleria. Ok, diamogli una carica dal lato. Li può sicuramente impattare. Ok. Attenzione al generale che non deve perdere. Intanto siamo ancora al massimo dell'effettivo. Ok, torniamo indietro. Mettiamoci al sicuro. Forza. Allora, qui abbiamo tante unità in realtà. Allora, prendiamoci queste, portiamole avanti a questo punto. L'idea è quella di creare un diversivo. Voi portatevi da questo lato e voi per ora rimanete ancora qua, per favore. Ok, le cavallerie ci stanno andando dentro. Ok. Qua non siamo messi bene. Per nulla. Per nulla.
Allora, portiamo i nostri legionari più fidati qua in questa zona. Portiamo anche loro. Ok, bene. Ci hanno massacrato col tiro, ragazzi. Ci hanno massacrato col tiro. Cerchiamo di difenderci. Ok, qui intanto. Ok, benissimo. Andiamo a massacrare anche questi piano piano. Proteggetevi dagli attacchi, per favore. Ah, difficile gestire tutto. Difficile. Ok. Va bene, lasciamolo qua. Ok, portiamoci di qui. Ok. Togliamo. L'artiglieria dove cacchio sta? Dai, artiglieria, tirate, tirate. Adesso è il momento buono, artiglieria. Adesso è il momento buono, tirate. Tirate, tirate. Qui intanto stiamo prendendo un po' il fianco. Stiamo creando un po' di problematiche. Torniamo indietro. Dai, artiglierie, forza, tirate. Stiamo arrivando un po' con il tiro di supporto. Ok, qui la cavalleria porta via un po' di uomini. Tutte però devono tornare indietro. Porca miseria. E si impantanano. Ok, tiriamo via loro. Mettiamoci in formazione. No, 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 così. Ok, voi tenetevi qua di lato. Perfetto. Testuggine, loro li lasciamo qua. Ok, un'artiglieria ha finito. Purtroppo le munizioni. Dai, dai, tirate sul gruppo, signori. Ah, una cavalleria abbiamo persa. Porca miseria. Ok, vediamo di qua qual è la situazione invece. No, 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 no. No, 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 avvicinati, avvicinati, avvicinati. Avvicinati, avvicinati. Ok. Ok, recuperati, mamma mia. Recuperati. Dai ragazzi, forza. Cuneo. E dentro. Cuneo e dentro. Qua l'artiglieria purtroppo ha finito il suo ruolo. La spostiamo indietro. Tanto non è più utile. Vediamo qua cosa sta succedendo. Ok, ci siamo mangiati una delle loro cavallerie. Adesso ci mangeremo pure questa. Ok, c'è un impatto qua. I nostri possono andare a prenderla. Ok, andiamo avanti. Ok, gli ultimi colpi per la nostra artiglieria. A me che più che qua adesso preoccupa da quest'altra parte. Spostiamoci. Dai ragazzi, dovete arrivare dall'altra parte adesso. Ecco che arrivano i nostri. Qui potremmo vincerla con l'aiuto della cavalleria, perché comunque ci sono i nostri che sono in formazione. Facciamo andare un po' più serrati, perché sennò formazione a gruppo finisce male. Ah. Torniamo indietro. Ok. Tirate sul gruppo per favore, sul mucchio. Ok, qui stiamo andando a prendere la cavalleria. Ok, arrivano le due cavallerie nostre. Il ponte ci sta salvando tantissimo, Ci hanno massacrato di frecce, ma adesso andiamo a prendere questi, per favore. Questi, ragazzi. Non fermatevi. Andate avanti. Andate avanti. Andate avanti. Ok, quelli si sono usciti. Ora mettetevi qua e vediamo di fare un bel paninozzo. Ah, qui la situazione non è buona. Il generale è andato. Porca miseria, me lo sono perso, ragazzi. Mi sono perso il generale. Porca miseria, allontaniamoci il più possibile. Porca miseria, mi sono perso il generale. Resistono coraggiosamente questi ultimi uomini, ma senza il generale la vedo dura.
Allora, mettiamoci in questa posizione in modo tale da... vabbè, va. La stanno facendo festa. Anche questo scorpione ha finito. Ok. Questi sono venuti a prenderci. Dai ragazzi, disponetevi qua. Dobbiamo finire l'opera. Qua adesso vanno a prendere le mie artiglierie. Maledetti. Portiamo di qui le artiglierie più lontano possibile, ma gliele devo lasciare. Posizioniamoci. Ok, speriamo che basti a fermare il tutto. Entusiasta, glielo faccio passare io l'entusiasmo questi. Ci stanno prendendo le artiglierie. Però ragazzi, non c'è molto che possiamo fare. Ok, adesso stanno puntando le nostre legioni. Hanno ancora del tiro, incredibile. Dai ragazzi, forza. Caricateli, caricateli come se non ci fosse un domani. Forza. Forza, formazione a cuneo. Ok. Una bella carica di impatto. Non mollano, non mollano. Tante perdite però per loro, Togliamo la formazione a cuneo e riproviamo. Ok, qua c'è lo scontro. Attenzione. Porca miseria, sono veramente tosti, Sono veramente tosti. Qui intanto non ci possiamo fare tanto. Chiudetevi in formazione. Ok. Ragazzi, dovete cercare di resistere il più possibile. Non c'è alternativa. Ok. Troppo pochi eravamo. L'unica cosa che possiamo fare adesso è premere sul ponte. Questi non si devono riprendere. Ok, ok, scontro dal dietro, perfetto. Ok. Forza. Ok. Wow, che bandiera è questa con la stella? Arbano. Forza. Quest'altra è isolata da sola, ma per ora esiste. Ok, dai, pushate, pushate ragazzi. Dobbiamo salire sul ponte. Dobbiamo salire sul ponte. Arretrano. Ok, andiamo a prendere questi adesso. Dai, 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 dai. Forza, forza. Ok, si stanno dividendo. Bene, un buon segno per noi. Qua stiamo continuando a perdere truppe, ma forza, forza. Schiacciateli dal ponte. Questi sono circondati ma resistono incredibilmente. Loro dovrebbero essere molto fiaccati. Dai, dai, dai. Quanti uomini abbiamo? 268. Ma stiamo iniziando a perderne tanti. Ok, spingete con i legionari. Forza. Ok. Spingete ancora. Forza ragazzi, non c'è molto da fare. Vai là. Dividetevi, lasciatele perdere. Ma che infami che sono fermati per colpirci. Andiamo avanti. Ora si gioca tutto sul ponte ragazzi, Non vedo l'ora di andare qua. L'altra a tornare indietro. Non riusciamo a fare. Ok, perfetto. I nostri resistono. Mamma mia, da soli resistono. Mamma mia, da soli. Devo mandargli delle cavallerie. Ma come faccio a mandargliele? Dai. Andiamo a caricare. Guarda che tirano ancora. Mamma mia. Mamma mia. Quante frecce c'hanno. Andiamo con la cavalleria a fare un minimo di carica. Ma
difficile. Situazione difficile. Mamma mia, circondati, signori. Circondati, arrivano pure le frecce. Circondati. Questi eroi romani. Mamma mia. Mamma mia, questi eroi romani. Via da qua. Via da qua. Il generale è uscito. Aia, stiamo perdendo. Il generale è uscito dalla mappa. Probabilmente il generale è uscito dalla mappa, perché ho visto proprio un down incredibile per quanto riguarda il morale. Giratevi. Però se qua riuscissimo a spingere un po', porca miseria. Che sono forti anche questi. Sono forti anche questi, cavolo. Dai, dentro. ...51, 50, 49... sono fortissimi, sono fortissimi. Ragazzi, i party non saranno così facili da far fuori, Qua invece la situazione qual è? Ok, li abbiamo raggiunti. Mamma mia, questi uomini. Mamma mia, questi uomini, signori. Signori, abbandonati a se stessi, eppure... ma... Le nostre cavallerie sono veramente... sono andate in panico. Chiudete i ranghi a questo punto. E hanno ancora frecce a disposizione. Incredibile. 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 Ok, c'è qualcuno che diventa bianco. Questi continuano a combattere. Incredibile anche loro. I nostri ormai non ce la fanno. Comunque resistono incredibilmente, ragazzi. 219 uomini contro tutti. È vero che loro hanno già combattuto, ma ragazzi, che battaglia incredibile. Che battaglia incredibile. Andiamo avanti. Stanno tornando le loro cavallerie. I nostri sono ancora gialli, signori. Signori, sono ancora gialli. Imbattibili. Imbattibili. Qua continuiamo a spingere, ma poco. Ok. Qualcuno che si dirada c'è. Il discorso è che dobbiamo riuscire a passare il ponte, ragazzi. Dobbiamo andare dall'altra parte. Dobbiamo riuscire a passare il ponte. Molto forte le loro cavallerie, molto forti. Mi sa che abbiamo trovato qualcuno che riesce a tenerci testa. Intanto resistono ancora, incredibili. 199 uomini, signori. 199, questi circondati. Circondati. Ah, la vedo dura. La vedo dura, le loro cavallerie veramente forti. Veramente, guardate quanti sono. Era anche un 2 contro 1, Però qua iniziamo proprio a cedere completamente. Niente, la battaglia è persa, signori. La battaglia è persa. Abbiamo perso una legione formidabile. La battaglia è completamente persa. Il numero ci ha vinto. Combattete, signori, fino all'ultimo romano. Continuano le frecce incredibili, signori. Continuano a tirarci frecce. Non c'è ritirata, ok. Niente. Neanche gli ultimi ci lasciano. Artiglieria in ritirata. Battaglia persa, signori. Battaglia persa. Abbiamo perso 1500 uomini. Poteva andare peggio, Poteva andare molto peggio. E loro hanno perso 3000 uomini. Quindi li abbiamo massacrati bene. Però purtroppo è finita molto male. E abbiamo perso un punto d'appoggio importantissimo, signori. Importantissimo. Abbiamo perso il ponte. Vediamo se... in che condizioni
Guardate il soldato di Roma che a fatica si erge in piedi, ma si regge ancora in piedi. Mamma mia, signori. Allora, non abbiamo perso le corti, che è la cosa più importante. Le artiglierie ci sono rimaste. Bene, dai, poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. Contro i mamma mia, loro praticamente non hanno perso niente. Sì, hanno perso tanti uomini in generale, ma l'esercito è ancora completamente in piedi. Vedremo. Ok, ci ritiriamo. Signori, i parti ufficialmente sono entrati nei nostri territori. Sono entrati ufficialmente nei nostri territori. Scontro 1 contro 1 sull'altopiano. Ragazzi, me lo devo giocare. Non c'è possibilità di fuga. L'unica è confidare sugli scorpioni. È l'unica, ragazzi. Non c'è via di fuga. Ci giochiamo anche questa. Mamma mia. Mamma mia, i parti. Una furia, signori. Una furia, i parti. Allora, l'unica, ragazzi, è giocarcela in difesa. Non abbiamo neanche. Vai, va. Schifo di terreno. Speravo di avere un po' di altezza, ma non c'ho proprio una mazza. Mettiamoci qua. Non c'è molto da fare, signori. Allora, l'unica per non far prendere l'artiglieria è mettere le nostre truppe in avanti. Cavallerie qua. Quindi truppe qui. Diciamole così. Andiamo un po' di tiro, ma ridotto veramente all'osso. Signori, essendo loro dei tiratori, ci mettiamo in formazione di testuggine e attendiamo. Non c'è molto da fare. Vanno avanti la cavalleria giusto per vedere dove sono, ma per avere un po' di visibilità. Ma guardate, non li vedo neanche da qua. Spostiamoci leggermente con l'artiglieria, in modo tale da riuscire a prenderle un po' più sul fianco. Ma è veramente, veramente impossibile vincerla. Allora, scendiamo un attimo di velocità. Ok, mi metto qui. L'idea è quella di resistere il più possibile, ma la vedo dura. Vediamo qua. Ok, sono in portata. Ok, adesso veramente, ragazzi, fuoco volontà. Ok, un po' di danni li abbiamo fatti. Fuoco volontà, signori. Fuoco volontà. Rallentiamo. Dai, dai, dai. Ok, qualche danno l'abbiamo fatto. Mi spaventano molto questi, vi dico la verità, perché sono proprio davanti alla nostra artiglieria. Loro si caricano. Ok, un po' di danno l'abbiamo fatto. Questi, adesso tirate su questi. Questi dovranno fare da esca, non c'è alternativa. Ok, perfetto, però bella questo tiro. Bellissimo. Ok, adesso tirate su questi. Bellissimo questo tiro. Noi ci stiamo difendendo alla bene e meglio. Abbiamo la formazione così usiamo le nostre frecce. Ok, stiamo iniziando già a tirare. Bene. Un po' di danno l'abbiamo fatto. Ok. Lì stanno andando a male, perfetto. No, non c'è molto, possiamo fare. Scudi serrati. Attenzione a loro. Qua, ragazzi, tirate a questi. Tirate, tirate. Porca miseria, sono arrivato tardi. Ok, 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 ok. Porca miseria, sono passati. Sono passati 7 uomini. Vaffanculo. Scusate. Però quando ci vuole, ragazzi, perché ok, cavalleria si è ripresa. No, no, perché? Allora, loro hanno finito le munizioni. No, non le hanno finite, no. Mettete le macchine d'assedio, per favore. No, secondo me non le hanno finite. Ok. Benissimo, benissimo. Ancora in testuggine. Dobbiamo difenderci dalle frecce. Ok, cavalleria, rispostatevi di qua. Artiglieria, ricominciate a martellare.
Non so se hanno finito le munizioni oppure no. Devo ancora capire questa cosa. Vabbè, uno scorpione ce l'abbiamo. Tirate sul generale adesso, per favore. Due cavalleria ancora di lato. Tirate sul generale. Ok, no, c'è ancora. Si sono riprese le artiglierie, si sono riprese. Si sono riprese. Ok. Ok, non facciamo cazzate. Perché è così lunga l'artiglieria? Vabbè. Mi sono rotto le palle. Giratela così. Giratela, mettetevi come ci avete voglia. Basta che tirate su questo cacchio di generale. Non si può capire. Non si può capire. Tirate su sto cacchio di generale. C'è un po' di casino qua, Non so cosa sta succedendo. Intanto continuiamo a resistere. Mamma mia, quanto tiro ci sta arrivando ancora addosso. Questi hanno terminato. Questi invece possono darci ancora delle soddisfazioni per il tiro. Ragazzi, dovete venirci addosso. Cioè, non c'è alternativa. Ok. Ok, bene. Adesso abbiamo finito i colpi. Ok, l'artiglieria si sta riposizionando. L'ingegno militare romano vince sui parti, signori. Le macchine ci stanno portando a una vittoria. Mai sottovalutare Roma, signori. Mai sottovalutare Roma. Dai, direttamente sul generale. Ok, si è distaccato questo. Ok, stanno avanzando questi due. Questi devono essere intercettati. Ok, non so cosa stanno facendo. Stanno andando verso le macchine d'assedio. Questa la porto anche indietro, perché tanto adesso non mi serve più. Ok, tirate su quel maledetto, stramaledetto generale. Tirate su quello stramaledetto generale. Ok, abbiamo impattato con le cavallerie. Avanti. E quadrati. Quadrati su quadrati, signori. No, no. Bene, qua l'abbiamo vinta. Guarda, va come vanno a prendermi le artiglierie, bastardi. Vai, formazione quadrato. Attenzione, arrivano le cariche sui quadrati. Dai ragazzi, forza, non mollate. Non mollate che mi servite ancora. Ok. Qua. Difendete l'artiglieria, voi riprendete le artiglierie. Forza ragazzi. Guarda come si staccano ancora. Intercettiamoli. Uno l'abbiamo intercettato, perfetto. Intercettiamo anche l'altro, ottimo. Ottimo, intercettati. Ottimo, adesso ci sono ancora questi. Ragazzi, dovete riprendere le macchine d'assedio. Qua si sono impantanati. Ottimo, guardate che scappano. Scappano i codardi. E Roma non si arrende. E Roma c'è, signori. Signori. Mamma mia. Uomini a cavallo sconfitti dall'ingegno romano. Dalle macchine di assedio romane. Mamma mia, signori. Mai sottovalutare Roma. Mamma mia. Devo dire che eravamo pari, come uomini schierati. Però sul campo battaglia facile per loro, ma poi si è visto che la strategia ci ha ripagato. Mamma mia. Dopo una disfatta totale, una vittoria eroica. Mamma mia. Quanto è bello sto gioco. Mamma mia. Difesa sull'altopiano.
Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, massacrati, massacrati, massacrati. Il generale si è salvato. Fortunato lui, maledetto. Mamma mia. Mamma, in un impeto di rabbia tutti trucidati i nemici. E tornatene indietro. Roma non si tocca. Roma non si tocca. Però adesso ragazzi dobbiamo proprio tornare indietro, eh. Ma salvati, salvati signori. I legionari si sono salvati. Mamma mia, contentissimo ragazzi. Contentissimo. Contentissimo ragazzi. Si sono salvati i legionari. È stato un momento di veramente di tensione. Ci propongono un patto di non aggressione. Va benissimo. Benissimo. Ok, adesso dobbiamo rifarci unità del comandante che ci ha lasciato. Vediamo chi possiamo prendere di comandante. Qualcuno di... Wow, questo ha un 6 di autorità. 8 di autorità. Mamma mia, però io vorrei qualcuno dedito al combattimento. Ma ne vedo veramente gran pochi dediti al combattimento. 7. 7, signori. Ma io direi che con 7 mi hai convinto. Nuova nascita per la nostra famiglia. Trionfo del generale. A few moments later. Allora, questo è il veterano. Il veterano. C'è un demoralizza esercito. Potrebbe essere interessante. Oppure picca incendio. Picca incendio non mi dispiacerebbe. Vi dico la verità. Però questo è più da compagnia. Fatemi vedere se c'è qualcosa di interessante. Guardate che questo è sempre utile. Unità, raduna schiavi. Probabilità di successo azione, no. Questo potrebbe essere buono. Però vediamo. Appicca incendio. No, andiamo su demoralizza esercito e sull'esperienza ottenuta. Facciamo così. Allora ragazzi, che dire, non vedrete quindi movimenti strategici in questa battaglia. Questi due qua io li metterei assieme perché così sono un po' più efficaci. Anche la cavalleria non ha senso tenerla così, meglio tenerla unificata. Queste due sono veterane, sarebbero da unificare, però adesso vediamo un attimo. Mamma mia. Allora, noi abbiamo a disposizione questa legione che non è messa benissimo a livello di truppe, non è a 100, però ce la può fare. Fatemi vedere qua come siamo messi. Ci manca la torre mobile per l'assedio, va bene. La spia qua. Vediamo se riesco a sabotare le scorte di questo esercito qua che è molto più grande. Anche se forse era... Vabbè, era il caso forse di farla girare un po', però va bene. Ormai è andata. Allora, loro non sono messi affatto bene. Secondo me con l'artiglieria li potremmo far fuori. Un po' come è successo ai loro compari, che saranno sicuramente tornati indietro da questa battaglia epica. E gli hanno detto: Zi, occhio, perché Roma vi fa erbuscio. Erbuscio. Vi fa erbuscio. Allora, vediamo, decidiamo un attimo insieme il da farsi. Qui ho una legione che è al collasso e che deve essere assolutamente aiutata. Quindi manderemo la quinta Liberatrix nei pressi della cittadina di Atra e cercheremo il loro aiuto. Lasceremo quindi questo ponte, perché di fatto comunque è di Cesifonte, è ancora il nostro ponte. Quindi c'è ancora, è il nostro ponte che abbiamo dopo la conquista della città santa, mettiamola così, sacra, anzi in realtà l'avevo chiamata.
Abbiamo ancora tantissimi denari, tantissimi denari. Ok, quindi la legione fuori è arrivata per controllare la regione. Possiamo prendere ancora un'unità. Io andrei sulla cavalleria. Qui abbiamo sti scarsoni di lancieri, ma io vorrei investire loro di qualche autorità. Forse però in realtà il fatto che non fosse tanto, cioè che non fosse in verticale era giusto, perché effettivamente qua vedo che ci siamo messi proprio dove c'è una depressione. Allora potrebbero attaccarci la città. Ci arriverebbero. Non ci arrivano. Non ci arrivano. Quindi noi se ci mettiamo qui saremmo fuori portata. Dobbiamo per forza ritirarci con i nostri uomini, vero? Siamo fuori portata, vero? Sì. Ok, ci mettiamo un po' più a questo punto verso la città, così abbiamo la possibilità, anche se in discesa, però abbiamo la possibilità di avere le truppe di rinforzo. E qua ragazzi cerchiamo di recuperare tutto il vuoto che ci siamo lasciati alle spalle. Prendiamoci qualche cavalleria. Cavoli, abbiamo finito gli uomini. Andiamo uomini un po' più easy. Ok, così dovremmo recuperare un po'. Mi piacerebbe fare degli arcieri party, Qui la legione è isolata. Speriamo di non avere problematiche. L'assedio continua ad andare avanti. Vediamo quanti turni richiede questo assedio ancora. Dov'è che si vedeva? Che adesso non mi ricordo. Si vada in automatico. Ho il 72%, no. Voglio una percentuale più alta. Io per vedere. Eccoli qua. Difese d'assedio. No, sono 5 difese d'assedio. Dov'è che vedo quando muoiono di fame? Perché non lo vedo? C'è un time. Popolazione. No, non so dove, però io vedo. Ma secondo me, scusate, secondo me qua vedo. Ah, eccoli qua, ok. Eccoli qua, ho trovato. Ok, fra 4 turni dovrebbe cadere la città. 4 turni. Sono tanti 4 turni, Poi non ho neanche una spia che mi guarda queste zone. Vabbè. Allora facciamo un giro per vedere com'è qua la situazione. Ok, sembrerebbe buona. Torniamo indietro. Sembrerebbe buona per la nostra legione, che si posiziona fuori dalla città per dare un po' più di respiro. Esatto, perfetto. Per dare un po' più di respiro. Tanto il mare dovrebbe essere... non dovrebbe essere un problema. Cioè, scusate, il contrario, volevo dire. Truppe nemiche grosse non ne vedo. Qui abbiamo un 12. Allora, o la facciamo uscire e gli facciamo difendere Sinope. Io direi di sì. Così sblocchiamo. Speriamo bene, facciamoci il segno, ragazzi, della croce. Così ci sblocchiamo questa legione. La possiamo portare in una zona in attacco, diciamo. Via con questa legione. Ragazzi, poi se non dovesse andare bene, non è che possiamo fare... Ah, mamma mia, che schifo. Che schifo. Pensavo qualcosa di meglio, a dir la verità. Vabbè. Allora, questa legione può andare lì. Quindi se questa va lì, voglio andare a difendere Karana. Quindi questa torna qui. Anche perché arrivare ad Artaxa è un attimo, ragazzi. È un attimo. È un attimo. Fatemi vedere un attimo la mappa globale. Ok. Quindi Artaxa sta qua. Va bene. L'ideale sarebbe andare a prendere questo insediamento e togliergli questo, in modo tale che non abbiano più il controllo dei mari. Tra l'altro tutto questo c'è anche Rodi che ci rompe le scatole, vedremo. Credo che il loro nucleo più forte sia qua.
Credo. Lui per ora non andiamo a toccarlo. È tosta, è tosta. Una legione qui per controllare tutta questa zona è veramente poco. Però ragazzi, non ho così tante legioni. Dovrei effettivamente farne delle altre. Intanto i pirati che ci rompono le palle. Rodi che ci rompe le palle. Questa. Speriamo bene. O veramente vado a formare una nuova legione. E sarà una legione giudaica. La carico qua e... Però mi manca l'artiglieria. Andiamo un posto dove ho l'artiglieria qua. Qui ho anche l'artiglieria. Allora, andiamo a potenziare l'artiglieria, va. Intanto. E qui potrei effettivamente potenziare l'artiglieria. Creo una legione qua e da qui la mando in queste zone. Sono già diretto qui a contatto. Altrimenti posso provare a attaccare queste due città. Però lascerei un buco a trapezus e spingere i confini molto più in là. Perché qui non capisco, c'è il mare. Siamo già arrivati al confine col mare, sembrerebbe. Per poi andare ad attaccare questi insediamenti successivamente e spostarci sulla parte dell'altopiano. Però è tosta. Qui abbiamo Susa, che potrebbe essere anche questo un problema. Vero che qua ci siamo già spinti in questa zona, quindi potrebbe essere buono. Allora facciamo intanto l'ultima costruzione, poi veramente ci lasciamo. Cosa scelgo? Questo mi piace molto perché c'ha +2 al tempo di resistenza all'assedio. Infatti costa anche di più. Dai, facciamo una Cesifonte più fortificata, in modo tale da non avere problematiche poi in futuro. Siamo rimasti a 7000, i prossimi li spenderemo nella prossima puntata, gli ultimi perlomeno. Qui, ecco qua, le flotte navali che si sono state rifornite, fatemi vedere. Che qua questa non mi piace per niente, però non dovrebbero prenderci. Qua c'è un upgrade. È il nostro ammiraglio. Quindi sì, assolutamente gli diamo questo. E poi gli diamo manovrabilità, assolutamente. E anche qui a questo punto diamogli delle navi un po' più coraggiose, un po' più potenti. Misuriamo così il budget. Dai. Niente, alla fine ho detto lo facciamo dopo, l'ho fatto adesso. Va bene signori, dai, grazie per essere rimasti con me. Roma, veramente uno scontro tostissimo in queste zone. Non è finita, però secondo me la seconda vittoria ha demoralizzato tantissimo i parti e sarà difficile però recuperare. Se prendessimo nella prossima puntata questo territorio qua, potremmo già dividere il loro territorio in 2 porzioni e questo ci aiuterebbe tantissimo, tantissimo. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Io ringrazio di essere rimasti con me signori e noi ci vediamo a una prossima puntata. Mi raccomando, like e commento perché questa serie se la merita tutta. Grazie, alla prossima.